Buongiorno. Di Benedetto, ho prenotato una stanza. Ben arrivata. Grazie. Hai fatto buon viaggio? Sì, sì, buon viaggio, anche se ho trovato praticamente qui il bondone sommerso di neve. Senta, mi può dire un po' tutti i servizi che offre la struttura? Me li ha già detti un po' per telefono, però se mi spiega meglio. Questa sera la cena è servita dalle 7:15 alle 8:45 e avrete un buffet di insalate e di antipasti, un primo e un seconda scelta e un buffet di dessert. Avrà libero accesso al nostro centro benessere che ha una piscina interna riscaldata con idromassaggio e le cascate cervicali, quindi le saune, la grotta del sale, il bagno turco. Beh, insomma, veramente tutto relax e benessere, devo dire. Poi la struttura, complimenti perché è bellissima. Senta, invece per le tariffe. Sì, Quali allora sono? le nostre tariffe variano in base alla durata del soggiorno, per esempio ecco, il costo di una notte in mezza pensione in camera matrimoniale in questo periodo è di 160 euro. Ok, ci sono invece anche delle offerte, delle promozioni magari anche per i bambini? Certo, i bambini che soggiornano nel nostro hotel fino agli 8 anni in periodi settimanali sono gratuiti. Ah, che bello, per le famiglie è un ottimo regalo allora. E invece per quanto riguarda lo ski pass avete delle convenzioni? Certo, noi in vari periodi offriamo vari pacchetti con lo ski pass incluso, per esempio in marzo abbiamo le settimane scia gratis che comprendono 7 giorni in mezza pensione e 6 giorni di ski pass. Beh, complimenti, Stefania, vero? Leggo lì dal nome, la ringrazio tanto delle informazioni. La stanza è già pronta, le lascio la chiave e la accompagno subito. Buongiorno. Buongiorno. Ma che meraviglia, beh, complimenti. Cosa sta facendo? Abbiamo preparato un piccolo buffet, iniziamo dalla zuppa d'orzo, che è un piatto tipico trentino, e gli strangolapreti alla trentina al burro e salvia, con gnocchi col pane e gli spinaci, le tagliatelle fatte in casa da noi con il ragù di cervo, poi abbiamo i canederli presentati con il sugo del gulas, e qua abbiamo lo spezzato di cervo con la polenta di storo e i crauti, e qua abbiamo il tipico gulas con la polenta e sempre con i nostri crauti. Beh, insomma, vi siete divertiti in Sì. cucina questa mattina. Lei come si chiama? Fabrizio. Fabrizio, Lo sì, leggo. piacere. Adele. Ci possiamo dare del Certo, tuo allora. bisogna. Fabrizio, beh, vedo Sì. veramente piatti uno più particolare dell'altro e sicuramente una cucina tipica trentina. Certo, sì, sì, noi tutte le cose che facciamo sono tutte nostre, anche dai dolci, l'antipasto, tutte le cose, la pasta fatta in casa. Questo diciamo funziona sia come punto di ristoro ma anche come punto di incontro per tanti turisti che magari vengono qui a sciare. Certo, sì, e dopo diciamo, la domenica c'è qualche gara, durante la settimana c'è qualche scuola, qualche escursione, così, ecco. Ma torniamo un po' alla cucina, io sono sempre un po' curiosa di sapere, anche scoprire soprattutto i sapori della terra Sì. e del luogo nel quale mi trovo. Ad esempio, ecco, se mi vuoi dare un consiglio in cucina, da dove si inizia per preparare una zuppa così? Tenendo conto che io proprio zero,
Prima roba ci vuole l'orzo, perché questa è una zuppa d'orzo con delle verdure. Si mette delle verdurine tagliate a cubetti dalla grandezza dell'orzo e viene aggiunto dei fagioli, ci mette carote, sedano, porri e patate e si fa bollire per 3-4 ore. Ecco qua abbiamo dello speck croccante, per dirti, viene servita con dei crostini. Senti Fabrizio, allora, tanto tra un po' è ora di pranzo, quindi io magari ritorno, mi vado a fare una bella ciaspolata, ritorno sì. Così mangio. Così gli viene un po' di appetito. Sì, sicuramente sì. Io intanto allora ti ringrazio e tu continui ad allestire il tuo banchetto. Va bene? Grazie a te. Senta, volevo prendere un po' di materiale informativo, posso? Certo, prego. Ho trovato la mappa della città di Trento, le lascio qualche opuscolo. Tanto siete sempre aperti, no? Quindi sì, 9-19 al giorno. Sì. Va bene. La ringrazio, arrivederci. Elda, sono venuta di nuovo qui a Trento a trovarti e a vedere questa stupenda città. Questa volta però la mia vacanza sarà tra Montebondone e Trento. Bellissimo, hai fatto una scelta veramente azzeccata, perché Trento ha tante possibilità per te, musei interessantissimi, la grande novità del Muse che sicuramente ancora non conosci. No, non lo conosco, che cos'è? Ti suggerisco di andarlo a vedere, il nuovo museo della scienza. Quindi allora Trento è, diciamo, un po' una culla della cultura, quindi tanti musei. È sicuramente una culla della cultura, ha anche una posizione geografica favorevole, situata nel cuore delle Alpi, a 30 km dal lago di Garda, ad altrettanti dalle Dolomiti, per cui hai tante possibilità, ecco. Ma una grande possibilità che hai soggiornando a Trento è anche di vivere la magia della montagna vicino alla città di Trento, che è il Monte Bondone. Il Monte Bondone, più o meno a che distanza siamo? Siamo a 20 km, 20 minuti d'auto, oppure puoi utilizzare anche lo skibus per salire sul Bondone, e anche lì sono tante le possibilità. Puoi fare sci alpino con tanti chilometri di piste, un 70 ettari di superficie sciabile, puoi optare per lo sci nordico nella Conca delle Viote, e anche in questo caso hai 35 km di piste perfettamente innevate. Quest'anno poi la neve è tantissima. Sì, infatti sono arrivata praticamente, adesso siamo a Piazza Duomo, giusto? In Piazza Duomo, che è bellissima. Tantissima neve. Poi sul Monte Bondone per i giovanissimi abbiamo lo Snow Park, uno Snow Park che ha ospitato l'Universiade Invernale, che ospiterà un grande evento internazionale, Trentino Rocky Fest, tante possibilità, tutte fruibili con la Trento Rovereto Card. Ah, che cos'è la Trento Rovereto Card? È una card che ti dà la possibilità di fruire di tutti i musei della città di Trento Rovereto, quindi dal Muse al Marta, al Castello del Buon Consiglio, a tante altre opportunità. Puoi degustare il Trento Doc all'interno dei ristoranti e dei wine bar che sono convenzionati, ma anche di tutta la mobilità pubblica, dagli autobus urbani all'extraurbano ai treni per tutto il Trentino, quindi con una card hai tantissime possibilità. Tutto racchiuso in una carta. Immagino per le famiglie è un grosso regalo. È un grosso regalo. Elda, io non so come ringraziarti, a questo punto io vado un po' per i musei di Trento e soprattutto vado a visitare il museo perché sono davvero molto curiosa. Bene, sarai felice di farlo. Ti ringrazio. Buongiorno! Buongiorno! Senta, sono arrivata qui a Trento e volevo avere un po' di informazioni perché mi piacerebbe rimanere qualche giorno. Allora, intanto benvenuta a Trento. Grazie. Nella nostra piccola ma bellissima città. Abbiamo diverse tipologie di alloggio qui da noi, quindi dipende un pochino da cosa ha voglia di fare qua da noi. 67 camere, tutte diverse, quindi possiamo scegliere la migliore per lei. Le dico un po' i prezzi, sì, così magari, riusciamo ad orientarci. Certo. Allora, se hai voglia di viaggiare da sola, quindi un viaggio di lavoro, abbiamo delle belle singole, tutte confortevoli, dotate di wifi gratuito, con accessori in camera, e andiamo da una linea di prezzo dai 70 fino ai 90 euro. Dipende un po' dalla stagionalità. Okay. Se invece venite in due per godervi un bel weekend in città,
allora cambiano un pochino i prezzi e andiamo dai 100 ai 130. È inclusa anche ovviamente la colazione? La prima colazione è inclusa. E invece mezza pensione è possibile o pensione completa? Volentieri, noi facciamo mezza pensione e pensione completa proprio perché abbiamo il nostro ristorante dell'albergo e il Merican. In quel caso possiamo concordare insieme il prezzo del pasto, di solito primo, secondo con antipasto, benvenuto e dolce sono circa 22 euro, con un menù alla carta fisso e un menù del giorno sempre variabile. Ok. Siamo proprio in centro, quindi a 2 passi dal Duomo, dal Castello del Buon Consiglio. Va bene, io la ringrazio, è stata gentilissima. Grazie mille. Allora adesso magari ne approfitto per fare una passeggiata e poi ritorno. Volentieri, Va bene? io gli dico che se ha voglia di contattarci abbiamo anche i nostri nuovi social network, quindi Perfetto. può sempre trovarci connessi. La ringrazio, gentilissima. Grazie mille, arrivederci. Direttore, una domanda che sicuramente tanti turisti le hanno fatto. Cosa racchiude il museo? Che cos'è questo museo di cui tanto ho sentito parlare? Cosa racchiude? Guardiamo innanzitutto il museo. È un edificio splendido realizzato dall'architetto Renzo Piano che traduce peraltro i contenuti o l'idea di questo museo già nella sua forma, queste grandi falde, in qualche maniera chiama al contenuto, cioè l'ambiente naturale del mondo alpino, ma anche le sue connessioni con la modernità e quindi un rapporto con le tecnologie nel senso soprattutto dello sviluppo sostenibile, di come possiamo guardare ad un futuro in cui ci sarà un buon rapporto tra la dimensione naturale e la dimensione realizzata dall'uomo. Ma entrando, la cosa che più mi ha colpito è proprio questo corpo verticale, pieno di tanti animali che veramente sono un colpo d'occhio molto importante. Questa è una delle grandi suggestioni di questo museo, questa verticalità. Noi siamo appunto in un ambiente alpino, un ambiente montano, e la montagna è caratterizzata proprio dalla disposizione secondo quote altitudinali dei diversi ambienti, ad esempio i ghiacciai in cima alle montagne, per poi scendere ad esempio a scoprire la biodiversità delle Alpi, quindi questa grande rassegna di animali che descrivono l'ambiente naturale, la profondità del tempo geologico, i 230-240 milioni di storia delle Dolomiti, un luogo molto divertente, molto gradevole, adatto per tutte le età. E infatti su questo la cosa che sono rimasta sorpresa è che qui in questa sala ci sono tanti bambini ma soprattutto tante persone adulte che sto vedendo che giocano. Il metodo scientifico non è soltanto imparare tabelline e fare somme e sottrazioni, ma anche sperimentare, vivere in prima persona ad esempio i fenomeni fisici. Ecco, questo è un bel modo per avvicinarsi attraverso il gioco e cogliere degli aspetti scientifici di base. Allora direttore, io la ringrazio per queste informazioni, allora adesso vado un po' alla scoperta di questo museo e poi sicuramente mi divertirò in questa sala. Bene, ha già deciso cosa vuole assaggiare quest'oggi? Mi dia qualche consiglio perché veramente sono in difficoltà. Sicuramente 3 piatti molto importanti e significativi del territorio, anche gustosi, potrebbero essere di partenza una zuppa calda, in questo caso di cipolle, una zuppa povera, poi andare su un piatto asciutto e in questo caso un raviolo che noi chiamiamo mezzaluna appunto per la sua forma, ripieno con questo formaggio 50-50 che è un formaggio molto gustoso, in parte latte vaccino, in parte latte di capra, sporcato, se possiamo dire così, con il tartufo nero. Finale importante che è il filetto di cervo cotto in gemme di abete bianco che danno queste note balsamiche. Però prendo le mezzalune di patate al formaggio 50-50 con tartufo nero. Perfetto, Va andiamo bene? ad ordinarle. Va bene, senta, poi magari posso sapere anche la ricetta. Volentieri, Va volentieri. bene, la ringrazio. Grazie, intanto. Grazie a lei. Ed ecco qua, le mezzalune. Voilà. Allora guardi, l'assaggio davanti a lei così le dico subito. Che bontà, buonissime. Bene. Allora come promesso poi posso sapere la ricetta, Assolutamente sì. La ringrazio. Buon appetito. Grazie. L'ingrediente principale di questa mezzaluna è un formaggio 50-50 che è composto da formaggio di latte vaccino e formaggio di latte di capra, mentre nell'altro 50% ci sono ben 5 tipi di formaggi, dal Fontal, dalla Spressa della Rendena al nostro Trentin Grana, al Casolet della Val di Sole e per ultimo il Fontal di Cavarese.
Iniziamo a preparare la pasta che è formata da delle patate, la farina, la fecola di patate, il Trento in grana, la noce moscata, il sale e il pepe. Per legare il tutto si mette dell'uovo sbattuto e si impasta. Adesso procediamo a fare la preparazione di questa fonduta. Si porta a bollore il latte, si aggiunge un po' di sale, un po' di pepe e della noce moscata. In un altro pentolino si fa sciogliere il burro e si aggiunge la farina. Questa roux si fa leggermente raffreddare, facciamo cuocere per circa 5 minuti, si aggiungono tutti i tipi di formaggi, iniziando dai formaggi a pasta morbida. Leviamo dal fuoco, andiamo a stendere l'uovo nella parte più lunga di questa pasta, con l'aiuto di un tagliapasta vado a dare forma a queste mezzalune, Trento in grana, del burro di tartufo nero e ancora del tartufo nero, in questo caso marinato con dell'olio extravergine d'oliva del Garda, un po' di sale e un po' di pepe, ed il piatto è fatto. Neva, cosa racchiude però il museo? Sicuramente tantissimi aeroplani storici, partiamo dai primi aeroplani costruiti all'inizio del secolo scorso e arriviamo fino a aeroplani più recenti. Moltissimi cimeli che raccontano ancora una volta della storia del volo, tantissime fotografie storiche, curiose alcune lettere intercorse tra Gianni Caproni e altri importanti personaggi come ad esempio Gabriele D'Annunzio. Ecco, Gianni Caproni è proprio il fondatore, il padre un po', se possiamo definirlo così, dell'aeronautica, giusto? È così. Gianni Caproni costruisce il suo primo aeroplano nel 1910 e da quel momento l'evoluzione delle sue costruzioni è rapidissima, tant'è che arriva a costruire nel 1916 l'aeroplano che cambierà poi il modo di combattere la Grande Guerra, un bombardiere plurimotore. Ma gli esemplari che sono racchiusi dentro questo museo sono tutti originali, sono riproposizioni? Gli esemplari esposti sono assolutamente originali, è una cosa di cui noi siamo particolarmente fieri e determina anche l'importanza e la significatività della collezione da un punto di vista culturale. Abbiamo però anche una replica in scala 1:1, filologicamente corretta, quindi comunque particolarmente interessante, dell'aeroplano del volo su Vienna. Una replica per permettere a chiunque di provare l'emozione di salire a bordo di uno di quegli aeroplani, wow, per provare a volare. Buongiorno signora. Buongiorno. Vorrei acquistare un po' di dolci, mi dà qualche consiglio? Voi che cosa fate in particolare? Allora, noi abbiamo la nostra produzione di cioccolato, sia di tavolette che di praline, poi facciamo tutta la nostra pasticceria fresca, dalle brioche alla pasticceria ai torti tradizionali, con laboratorio attiguo. Quindi immagino anche una produzione proprio artigianale. Molto artigianale, anzi su questo ci teniamo molto. Ma le Case del Cioccolato si chiama così l'attività, giusto? Sì, sì. Da quant'è che è qui a Trento? Allora, del 1900 e adesso è la terza generazione della mia famiglia. Mio marito è il capo di tutto, del laboratorio. Allora invece ritorniamo ai dolci, allora mi stava dicendo le praline di cioccolato, Esatto. Altrimenti invece per quanto riguarda i dolci, la pasticceria tipica vostra del Trentino, che cosa fate? Beh, allora noi abbiamo, guardi, qua ho lo strudel. E invece questa qui che ha il cioccolato. Esatto, qui abbiamo fatto noi, sarebbe la torta di Fregolotti ed è un dolce secco però gustosissimo, molto buono, e noi abbiamo fatto la versione col cioccolato. Guardi signora, mi ha convinto, allora intanto assaggio questa torta di Fregolotti, poi magari vado allora nel laboratorio, Esatto. così vedo, che... immagino suo marito all'opera. Esatto. Allora prendo questo, mi fa un pacchetto? Bene, Grazie. ti do una nostra bustina. Sì, va grazie. bene? Signora, mi scusi, gliela ridò così posso andare in laboratorio? Va bene, Ok. tengo da parte. Va bene, ma lei come si chiama? Che è così Io gentile? Luisa. Luisa, piacere. Adele, Grazie, Adele. Niente, allora questo è un dolce chiamato torta fregolota, è un dolce tipico di montagna con forte sapore di burro. Noi abbiamo qui predisposto la farina, si mette il burro con delle mandorle tritate finemente, lo zucchero, ecco, e un solo d'uovo. Per finire un bicchierino di grappa
si comincia a impastare, si sbriciola grossolanamente così, si inforna a 180 gradi una ventina di minuti finché si raggiunge una bella doratura. Franco, senti, mi descrivi un po' i diversi prodotti? Sì, qui abbiamo le eccellenze del gruppo Formaggi del Trentino, abbiamo il Puzzone di Moena, è un formaggio tipico della Val di Fassa e Fiemme, abbiamo il Cuor di Fassa, formaggio tipico del Cuor di Fassa, assomiglia un po' al Puzzone di Moena, un po' meno forte, il Fontal di Cavalese è un formaggio, come dice la parola, del caseificio di Favalese, molto dolce, piace molto ai bambini. Il Trentigrana, questo lo conosco, diciamo anch'io. Che è il fiore all'occhiello del gruppo, circa il 90% del latte viene trasformato in Trentigrana. Formaggi come tutte le altre eccellenze senza conservanti e da alimentazione OGM, ci teniamo molto a dire queste cose, particolarmente dolce al palato e la sua caratteristica che è un formaggio bianco. La sua pasta è molto bianca. Questo invece questo che è l'affogato di Sabbionara, creativo, ecco, anche nei colori, devo dire. È un formaggio affogato nel vino in anzio, un gusto aromatizzato, un gusto aromatizzato in particolare, perché questo è un vino autoctono proprio della terra dei forti. E invece qui passiamo sulle Bezzene. Ecco, questo qua è un formaggio che si produceva anche per grattugiare, dunque è un formaggio che riusciamo a stagionare anche 2 anni. Senti, allora tu mi hai detto queste sono le eccellenze del vostro gruppo, sì. Quindi un gruppo, quanti, immagino che siete diversi caseifici? Sì, siamo 17 caseifici, 16 dei quali producono grana trentino e altri formaggi, in particolar modo l'unico caseificio è il caseificio di Lavarone che produce solamente Vezzena. Mi hai detto insomma tante ricette, tanti gusti, mi hai fatto venire anche un po' la voglia sia di gustare i vostri prodotti ma anche così qualche suggerimento in cucina. Sì, magari ti presento Enrico che lui è più addentro nel campo, così ne possiamo parlare insieme. Ma che bello, piacere, Adele. Allora Enrico, entriamo subito in confidenza. Allora, parlando di ricette, come si possono utilizzare magari questi prodotti con qualche piatto particolare? Io direi magari di prendere lo spunto e di andare sul nostro portale e lì troverete un sacco di ricette. Abbiamo creato recentemente una pagina Facebook che si chiama Trentino da gustare, dove è possibile e dove vorremmo far conoscere i nostri prodotti attraverso il territorio, attraverso la cultura, la tradizione. Il sito invece è www.gruppoformaggideltrentino.it. E altrimenti qui Franco a Trento vi trovo sempre, posso venire sempre da voi? Quando vuoi, anche nei nostri spazi abbiamo 18 caseifici con 18 spazi, sempre ben riforniti di tutte le nostre eccellenze. Intanto allora vi ringrazio dell'accoglienza e grazie soprattutto per quello che fate. Grazie a te. Il Museo Nazionale Storico degli Alpini cosa racchiude? La storia degli alpini dalla sua fondazione nel 1872 e poi attraverso un percorso che richiama e ricorda le guerre combattute dagli alpini si arriva fino ai giorni nostri, all'epoca moderna. Un museo che ripercorre quindi momenti importanti della storia sia della vita degli alpini ma anche di tante persone. Attraverso la storia degli alpini noi possiamo leggere la storia anche degli italiani, una storia fotografata attraverso le cose, quindi gli oggetti, gli uniformi per la festa, le uniformi per il lavoro, le uniformi per il combattimento, la divisa bianca per nascondersi in mezzo alla neve. La storia degli alpini può insegnare qualche cosa anche oggi. Può insegnare per esempio come ci sia una grande possibilità di ricavare uno spirito di solidarietà, di unità. Vero. Ecco, e proprio questo è, diciamo, l'espressione più importante che questo museo può trasmettere, speriamo, alle giovani generazioni. Allora, il museo è ovviamente fa parte dell'esercito italiano, quindi c'è il direttore del museo che è il nostro generale, il generale di brigata Stefano Basset, è affiancato in questo anche dall'associazione Amici del Museo che ovviamente punta, come si diceva, a far conoscere quella che è l'attività dell'Associazione Nazionale Alpini oggi. Complimenti veramente. Grazie a lei per esserci venuta a visitare. Grazie.
Vorrei farti assaggiare alcuni vini della nostra produzione. Parlando dei bianchi, mi piacerebbe farti sentire la Nosiola. Ok, assaggio io ma anche Lucia. Io non sono una grande intenditrice, Diego, però devo dire che va giù molto molto bene questo vino. E questo è un vino che ha anche una buona serpevolezza, perché si beve dannata, però col tempo mantiene e evolve la sua personalità. Intanto però mi spieghi anche un po' come nasce questa azienda, perché ho scoperto che Lucia è tua sorella, quindi un'azienda familiare, ecco. Ereditiamo l'attività dal papà e prevalentemente oggi produciamo vini bianchi, Nosiola, Chardonnay, Pinot Grigio, Müller-Thurgau, Saint-Roch, Gewürztraminer, che è un po' il nostro, diciamo, la nostra chicca, il nostro top dei vini bianchi. Poi dopo abbiamo 2 vini rossi. Ah, ecco, quindi c'è anche il vino rosso. Abbiamo i 2 vini rossi, perché abbiamo praticamente l'Armilo, questo è un terolligo di collina e devo dire che è un vino che ci dà veramente una grande soddisfazione. Viene affinato in legno proprio in queste botti che vedete. Intanto mi dici qualcosina in più sugli altri 2 vini che vedo qui sulla botte? Allora, Saint-Roch, Gewürztraminer. Saint-Roch da San Rocco. Lì giù invece? Questo è Gaban, che è un sito archeologico vicino al vigneto. Insomma, mi sembra di capire, ogni bottiglia è un pezzo di cuore, ecco, veramente, tanta passione e tanto amore per questo lavoro. Assolutamente. Allora, facciamo così, noi abbiamo già il bicchiere pieno, tu anche, ci facciamo un brindisi, così volentieri, veramente, anzi ringrazio Lucia per questa visita nella vostra cantina e in bocca al lupo allora per tante altre meravigliose bottiglie di vino. Andrea, io sono venuta qui per fare qualche acquisto perché mi hanno indicato un po' il vostro laboratorio come uno dei più tipici per quanto riguarda la lavorazione in rame. Tutto mi aspettavo tranne di trovarmi seduta sinceramente con te in questa, posso definirla una casa museo del rame? La nostra è a tutti gli effetti una casa museo, queste case risalgono al 1500 e nel 1942 sono state sommerse da un'alluvione che le ha parzialmente distrutte, mio nonno le ha comprate e mentre il giorno lavorava in azienda la notte veniva qui e liberava il tutto praticamente dai detriti e parallelamente alla lavorazione del rame moderna c'era anche la passione per il rame antico e quindi per il collezionismo. Ad oggi raccogliamo circa 3.000 pezzi di rame antico. Il museo raccoglie tipicamente oggetti che hanno caratterizzato la vita quotidiana dal 1400 fino al secondo dopoguerra. Quindi abbiamo oggetti datati che vanno dal 1520, oggetti stimati attorno al 1400 fino ai primi del Novecento. Se mi accompagni nel laboratorio mi piacerebbe scoprire anche qualche piccolo segreto della lavorazione. Assolutamente, certo. Grazie. Ciao. Senti, mi fai uno spritz? Sì, volentieri. Se ti accomodi te lo porto al tavolo. Va bene, grazie. Senti, ma visto che sei così gentile, posso chiederti qualche informazione più su questo locale? Volentieri. Ti accomodi con me? Oh, grazie. Innanzitutto come ti chiami? Riccardo. Piacere, Adele. Piacere. Senti Riccardo, ma questo locale veramente è molto molto carino, io non lo conoscevo, però mi ha incuriosito questa sera a entrare e trovare soprattutto tanti giovani. Sì, è un locale storico di Trento che nasce ancora negli anni 70 ed è tipico trentino perché è stato il primo ad aver introdotto l'aperitivo, diciamo, dal punto di vista gastronomico con le tartine. Cosa fate? Anche delle serate? Sono delle serate a tema, soprattutto improntate sugli aperitivi, sui cocktail. Però
fate anche altre cose oltre all'aperitivo, cioè un'attività che comunque partiamo dalle 8 di mattina, l'apertura, dove c'è la caffetteria, fino al pranzo, dove abbiamo i nostri piatti tipici. E quindi questo è un punto di ritrovo sia per tanti ragazzi del Trentino, ma insomma di Trento, ma anche per tanti turisti che come me vengono qui casualmente, insomma. Esattamente, essendo in centro. Se io vi voglio seguire anche sui vostri social network, avete una pagina Facebook, siamo su Facebook, siamo su TripAdvisor, siamo su Foursquare, siamo un po' dappertutto, stiamo preparando il sito. Quindi insomma vi posso continuare a seguire. Va bene Riccardo, tanto io sono qui questi giorni, quindi magari vi torno anche domani sera, se parli qualcosa vi vengo a trovare, va bene? Ti ringrazio, gentilissimo. Ciao. Buongiorno a lei, benvenuta. La ringrazio signora. Senta, io ne approfitto anche proprio perché il tempo oggi è un po' così nuvoloso, volevo fare magari un po' trascorrere una giornata un po' nel pieno relax, nel benessere, ecco. Bene, allora lei può scegliere se fare solo piscina oppure, visto che anche oggi fa così freddo, può combinare alla piscina anche l'ingresso in sauna. Il biglietto d'ingresso della sauna è compreso l'ingresso anche in piscina, lei può fermarsi 1 ora e mezza, 3 ore o il giornaliero, troverà 2 tipi di saune, la sauna finlandese e la soft sauna. Il bagno di vapore e il mediterraneo, quindi affiancherà un percorso più forte e tradizionale con uno più leggero per chi ama meno il caldo. Troverà una vasca idromassaggio, un salottino con la frutta e le tisane per rilassarsi. Durante il pomeriggio ogni ora avremo dei programmi di Aufguss o gettate di vapore, con il quale un maestro di sauna, mettendo delle palle di ghiaccio e delle essenze nella stufa della sauna e con un asciugamano sposteranno l'aria calda che si crea con questa operazione verso i clienti. Ci sono la possibilità anche di effettuare dei trattamenti, non so, per la pelle, per la del corpo? Abbiamo diverse cabine estetiche dove può fare trattamenti viso, trattamenti corpo, peeling, se siete in coppia, massaggi di coppia nella stessa cabina, abbiamo un operatore shiatsu. Quindi diciamo c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, se ha del tempo le possiamo dedicare la giornata e senza problemi può passare. Invece prima mi parlava della piscina, ecco già fa freddo, insomma l'acqua della piscina è l'acqua riscaldata a 32 gradi, è sia interna che esterna, ci sono gli idromassaggi, i getti per il massaggio cervicale. Invece d'estate la vostra struttura è sempre aperta? L'estate è sempre aperta, quindi se vuole ritornare col bel tempo e col caldo ritroverà sempre le saune, sempre la stessa piscina e in più un'altra piscina di acqua salata che è sul solarium, quindi completamente aperto, anche lei comunque riscaldata. Sicuramente vengo anche qui d'estate anche perché la zona deve essere molto molto bella. Invece per i bambini, mi tolgo una curiosità, è possibile anche accedere con possono venire piccoli? Anche i bambini, sì, d'estate hanno il prato per giocare, quindi hanno più spazio, però anche d'inverno hanno una piscinetta piccola per i più piccoli, proprio profonda 30 cm. E Garda Terme, c'è un collegamento con terme perché c'è anche l'acqua termale e in questo momento è a disposizione ai clienti sia delle piscine che delle saune da bere. Facciamo così, se io passo magari ne approfitto immediatamente e andrei a fare una bella nuotata in piscina, allora va bene? La faccio entrare. La ringrazio. Amici, vediamo quanto ho speso questa settimana. Albergo in mezza pensione ho speso 90 euro a notte per un totale di 540 euro, ristoranti in media 25 euro al giorno per un totale di 175 euro, la card Trento Rovereto 20 euro, spese varie 100 euro, totale 835 euro. Vi do appuntamento la prossima settimana per un'altra vacanza da condividere insieme. Mi raccomando, viaggiate insieme a me.